Buongiorno, benvenuti a Campolonghetto per la tradizionale Marcia dei Magi. Campolonghetto è una frazione del comune di Bagnari Arsa, io sono il sindaco del comune di Bagnari Arsa, Cristiano Tiussi. 24esima edizione della marcia, noi siamo in un territorio della Bassa Friulana, vicini a Palmanova, vicini a Cervignano, non distanti dall'uscita A4 dell'autostrada di Palmanova, e questa è la prima marcia dell'anno. Il 6 gennaio è naturalmente una delle prime occasioni per poter poi smaltire anche le fatiche del Natale. Il percorso è un percorso, nonostante la temperatura fredda, è un percorso che si sviluppa all'interno della campagna dei dintorni di Campolonghetto, raggiunge Strassoldo, raggiunge quest'anno anche Palmanova. Il numero dei partecipanti è come sempre altissimo e questo ci dà molto piacere, ci dà molto orgoglio per questa organizzazione. Saremo ora sul percorso, quindi ci vediamo lungo il percorso nelle varie tappe che potremo toccare. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Siamo in un punto di ristoro a Sevegliano e abbiamo con noi Sereno, che è un campione dei master, un vincitore, plurivincitore di varie manifestazioni. Un commento sul percorso e sull'organizzazione. Ma direi un complimento va all'organizzazione. Dopo di questo si è messo il tempo, è una giornata bellissima e non poteva andare di meglio. Il percorso è bellissimo, i ristori anche ben forniti, di meglio di così non poteva andare. Un augurio per il prossimo anno. Benissimo, grazie. La marcia lunga anche per delle bellezze, quindi Jessica, buongiorno. Chiediamo anche a Jessica un commento sul percorso e sull'organizzazione. Beh, l'organizzazione è eccellente come sempre e con una splendida giornata non si poteva non prendere questa occasione per rimanere all'aria aperta e stare con gente del paese, ma anche noi, insomma. Benissimo, grazie. Siamo con il coordinatore della protezione civile del comune di Bagnari Arsa, Leandro Marcuzzi, a cui chiediamo subito l'impressione e come sta andando questa marcia. Come al solito magnificamente bene, giornata ottima, meglio di così non si può pretendere. Tutto bene, non ci sono problemi di sorta, i concorrenti sono contenti? Per adesso nessuna lamentela, non c'è problema, sono felici. E quindi ci vediamo poi per il pranzo in Bocciodromo. Va bene, grazie. I wanna die in your arms.
get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Alle mie spalle il Foledor è uno degli edifici di pregio architettonico di questo paese, serviva, come dice il nome, per la pigiatura delle uve. È un segno antico di almeno 200 anni della vocazione vitivinicola, di produzione vitivinicola di questa comunità. Eccoci, collega Martinez di Palmanova che rispetto al sindaco di Bagnaria fa la marcia e anche con buon ritmo. Siamo in comune di Palmanova perché la marcia adesso tocca Palmanova. Un commento su questo percorso, su questa manifestazione? Il percorso era già bello l'anno scorso, quest'anno con l'aver inserito anche un pezzo sui bastini di Palmanova sicuramente ha arricchito il percorso e ha reso la corsa più attraente, e direi che è un qualcosa di veramente bello. Prima corsa dell'anno, giornata splendida, complimenti a chi ha organizzato. Adesso io impegno il sindaco di Bagnaria che il prossimo anno corre insieme a me, altrimenti non possiamo viaggiare sul suo comune, lui stando fermo qua magari a bevi qualche aiuto dopo, no? Ha ragione, allora è una promessa che facciamo per il prossimo anno. Bene. A Campolonghetto, a dopo, ciao. Siamo a Privano, frazione del comune di Bagnaria Arsa, toccato dalla Marcialonga dei Magi, e siamo nelle vicinanze della Villa Antonini Dessì, qui alle mie spalle, che è una villa di origini cinquecentesche con una fase poi del Settecento, uno dei pezzi più pregiati del patrimonio artistico del nostro comune. Qui dopo la disfatta di Caporetto fuggì anche il duca d'Aosta, che aveva risieduto qui nei periodi precedenti, quindi è legato anche questo edificio ai ricordi della prima guerra mondiale. La zona del nostro comune era una zona di retrovia, ma ospitava personaggi molto importanti come per l'appunto il duca d'Aosta. Siamo in comune di Palmanova e alle nostre spalle potete vedere il cimitero austro-ungarico. Siamo quest'anno, nel 1915-2015, il centenario della prima guerra mondiale, quindi il percorso tocca anche questo luogo, che è un luogo della memoria di questo atroce conflitto che 100 anni fa ha insanguinato l'Europa. Cimitero austro-ungarico. E abbiamo naturalmente vicino a noi i bastioni di Palmanova che vengono toccati dalla Marcialonga. Siamo qui al centro civico di Campolonghetto, che è un po' il cuore di questa frazione, la più piccola frazione del comune di Bagnaria Arsa, ma molto attiva sul fronte delle attività sociali. Questa scuola, ex scuola, è stata sistemata proprio ad opera degli abitanti del nostro paese, assieme anche al bocciodromo che proprio abbiamo alle nostre spalle. Sono un po' i due fulcri dell'attività sociale del paese di Campolonghetto, ma sono anche importanti all'interno della comunità di Bagnaria Arsa tutta.
Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa edizione della Marcia dei Magi, 980 sono i concorrenti finali, tutto è andato per il meglio, i percorsi sono stati molto apprezzati, quindi un grosso ringraziamento al Circolo Culturale Sportivo Ricreativo di Campolonghetto con il Presidente e la Vicepresidente per lo sforzo che è stato fatto, a tutti i volontari, a tutte le persone che in qualche maniera hanno dato una mano per la buona riuscita di questo evento. Arrivederci al prossimo anno. Buongiorno, sono Giovanni Ragusa, sono il Presidente dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione di Cervignano del Friuli. Il nostro gruppo ha organizzato per domenica prossima, 11 gennaio, la 16ª passeggiata del terzo millennio, quarto Memorial Silvio Pirozzolo. 2 percorsi, uno di 7 e uno di 14 km che si snoda lungo le vie di Cervignano, Scodovacca, Villa Vicentina, Mortessins, Ruda e San Nicolò di Ruta e il ritorno sempre al Palazzetto dello Sport. Grazie e buongiorno.